Chiama belle, sono riuscito. Stasera il latte e lui, fa una scopatella che vi immagino che è tardi. E voi che giate trovate? A che sto la pompa è chiusa? Marinaldo, che stai una rapina? No. Rancia tutti i soldi all'incasso e non fiata. Non fiata si gliene cara la pelle. Ma io ho già fatto versamento. Tengo poco soldi. A te, pigli tutti i soldi in tuo cassetto. No, delinquente. Mario, i soldi non sono. Assassino! Hai che soldi non te ne. Sempre, scappa! Assassino! Annacciato benzinaie! Chiamate la polizia! Chiamate 113! Chiamate 113! Il giorno dopo. Non ha giocato in un mondo. Ma non può fare. Luigino sta in una cannetta. O fino a una zizza. Ya, bomba da benzina che fa. Non dico che basta, non tutto. Da mette che bomba a mano e da mette a fatica. Io? Ne, tu sei asciutto di cervello. Io ho benzinaio un momento a fare, hai capito? Non sei. Perché? Perché non voglio che tornino una da potere rapinatore e per se pigliarlo in cassa mi sparano 7-8 palle a rete. Ma guarda mai, chi non è cappato morto. E ma non tornano più. Ok, no, chi le tornano? E io non voglio morire. Hai capito, mo? Tu mi volevi innanzi ai piedi per te ne pigliare uno più fresco, Certo, così sta sto sangue tu. È buono all'ossatoio. Niente bello fosse. Io me ne sono assanata. Tanto siamo andati a mussi hanno andato. Oh, beh, e come ne faccio qui? Però non pensi che se ne passa tu e me ne tu assanata più fresca. Volessi fare poco come me ne stassa. Non è solo me proprio. Zitta, stavano in nasia. Madonna, e quando arrivo, figlio mio? Un telegramma è stato spedito ieri. Ma mi è rimasto soltanto isso, che il marito mio me l'hanno accesa, sì. E come non fa, sì. Sono messa a forza, ma si delinquente. E mamma mi deve calmare un po' che anno. Non mi dico che stanno se ne ridotta. Se non vengono vicini in queste condizioni, ho fatto soffrire qua assai. Sì, hai ragione. Già essere forte, malgrado tutto. Spero sulla zia che torna a presto. Lo telegramma. L'ha ricevuto stamattina. Me l'ha scritto mamma mia. E diceva, vieni subito a casa. Cerco permesso capitano, che papà tu non sta buono. Abbracci e baci, mammarella tua. E invece papà mio era morto già. In due treno nel giornale, me l'ha detta la verità. Sotto ponte l'autostrada, hanno chiosco da benzina, hanno fatto una rapina, 4 banditi con una 1.300, hanno acceso benzinaio e chi l'amma me ne fate, 1 milione hanno trovato, l'incassa da giornata stava là. Sto sargentella, scordatella che sta divisa. Da stasera non so più chi, no criminale voglio diventare. Sotto la vita militare, ci fatto sempre centro, che pistola a tira a segno, e a buona mira non si può scordare. Tu stasera mi canta nonna, come quando ero piccolino, e a di mano prega Madonna, che mi accompagna e torna in braccio a te. Sotto la vita militare, ci fatto sempre centro, che pistola
fatti rassegni, e a buona mira non si può scordare, ma è lo sbirro da malavita che mi ha detto che era pinata. E cannise che sti banditi t'allaggia pure tempo se sangue a te. Madonna, stanno venendo chi le ramana nera. A nascono guaglione, non ha poverezza, a te delinquenza. Sono 2 settimane che non pago. Sono $1000. E pavo di scassare la bottega a capo. Ma guardate che non sa buscare lì, datemi una settimana di tempo. Ma che tempo è tempo? La mano nera non dà tempo a nessuno. Acci! Papà, Pagani, stanno accesi. Caccia vendicò. 10 anni dopo. Pisciati alla mia vattene subito a casa perché va viva come una mano nera. E che se ne fa, Nemi? Che non tenim manca una fata interire. A stiente potremmo mangiare. Che siamo fatti milionari che mi rapiscono e poi vanno a trovare un riscatto. Ma non si può mai sapere. Può darsi pure che ti pigliano per un posto di dente. Ti vanno a uccidere. E poi come cambi più senza te. Pisciati alla mia. Ma quando mai? Chi le sanno vanno a spendere? Quelle sono organizzate. Ma Ricky, ma perché mi chiamo sempre pisciatiella mia? O no, ma non lo tengo. Ti chiama così perché sei piccerino, bellino e maniariello. Va, abita a casa. Otto pure la pasta di indecicere che mo sa gli ha preso a te. Ma io non ho già capito perché ha già cucinato sempre cicere e fasullo per te. A parte il fatto che non mi piacciono, per quando la notte rindolietta ma già senti pure un bombardamento. Va, che i lecumi fanno bene. Vabbè, come vuoi tu. Vuoi ma vieni a impressa, non mi fa sta col pensiero. Mamma, è già venuta a casa. Ma che sono fatte una creatura che mi è stata sempre appressa? Io stamattina faccio 20 anni e non è più caso che mi viene ancora a sorvegliare. Ma io tengo solo a te, Vicenzi. Solo a te a nessuno più un coppa a terra. So tanti anni che il destino mi ha voluto privato bene più caro. Ma ci rettano a papà tu che piccerilla ancora. Se avesse a succedere qualcosa pure a te, io scessa impazzì. Io moresse appresso a te, figlio mio. E non mi pigliate collera, mamma. Iam, andiate a casa. Preparate un bello pranzetto per la ricorrenza del mio compleanno. E non ci pensate più. Vieni a presto, Vicenzi. Io non da niente preparo. Iate, mamma, iate. E non mi preoccupate di niente. Scusate, Dite, giovanotto, che vi devo servire? è questa via Scassacoccia? Sì, signore, che sta qua. A chi ha da trovare? A un certo Salvatore Capisce. Ah, e chi le stia caso palazzo ha preso? Ma scusate l'indiscrezione, perché voi ha da trovare? O vedete chi sto qua? Oh, mamma Carmen, e che volete fare con questo pistolone in casone? O voglio fare cannare quella is. Perché vigliaccamente mi c'era a papà mia quando erano piccerilla così. Ah, sì, ma mi ricordo. Ma non date retta. Ho sapito come si dice. La migliore vendetta è il perdono. E gente malamente avesse fa male pure a voi. No, a già fa vendetta. O se il nostro coro mio non trova pace. Fui massacrata troppo barbaramente che l'uomo che mi ha detto la vita. E io sto capo vendicà. Ma vita credere. E isso non me ne importa proprio niente, perché sacci quando è una carogna. Però mi dispiace assai se vi avesse succedere qualche cosa. Io conoscevo padre vostro. Era un signore. E non si meritava di fare che alla fine che ha fatto. Non vi preoccupate per me. Dinde bene mi sento all'inferno. E non mi faccio paura che lo piezzi 90. Che faccio dicere? Che la Maronna mi possa scansare, figlio mio? Guarda la combinazione. È proprio isso che sta venendo da questa parte. State d'accordo? Io me ne va. Sì, da voi Toro Capisce. Sì, voglio sono chi, che vai trovando? Non mi conoscete, È la prima volta che ti vedo, o forse non mi ricordo. Però davesse a ricordare quando tanti anni fa sotto a lui un figlio innocente ci resta per denaro e barbaramente a una povera pata senza pietà. Ma io sparai perché issa che c'hai la pistola, io... Non ne ho vero. Oh, ma insomma, che vai trovando? Ma chi sì? Io sono che lo figlio innocente e sto capo vendicato.
Stamattina già fatta 20 anni, io un momento per chiudere quinto, e bandetta già fa son pronte, ma non era, ma privasto do bene giocare, massacreranno la veramente, sotto all'occhio sto figlio innocente, ma non era toro capisce, io son figlia che non tornava pace, a tutte notte, ma per un sonno per mi ricordare, no giornamento, che la facetta bella da vendetta, era da pronto, con queste sperre, o sai si muore da già. Dinde bene ma sento l'inferno, tu sei un'uomo potente non porta, quando l'odio tuo cuore complotta, scappo morte, ma non erano questi un momento, io non son come piezze novante, con la tema una maca paziente, che da feroce o stanno para tu Ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale. Uè, ma che fai in coppa a sta montagna? Tu non vuoi scendere a casa, Nicolì? Che ci faccio? Faccio fuggiasca, no? O fuggiasca? Sì. Ma perché a chi è ci che vai fuori? A nessuno. E allora? Però gli faccio parte della banda di Gennaro Cuocola. Gennaro ha ceretto patigna perché era una carogna. Maltrattava la mamma. E mo va fuori, ha davanti fuggiasca e fui a Piessais. Oh Gesù, Gesù. E che ha fatto con questi mulletti, pistole, martellette, nagli, guardate là, guardate. Gesù, è tanto semplice, no? Ha già affrontato il nemico. I pistoli e i mulletti servono per l'accidere. Gli tragli o martello mi servono per pungiare in totale. Ma chi va a cirere, loco? Non ti dà forza da cirere manca un pollice. Ya mia, scina tenne che non sai più loco in coppa, poi ha portato a mangiare. E se non scina, la rimane in poi t'arrangia con l'evera. Ma come con l'evera? E che sto fatto una piecore? Una cosa è questa. E vabbè, scina te. Ma la rimane in poi si può venire viene.
O se no mi arrangio con lei. State buono. Quei frutti selvaggi, quei cachiss. Ma io posto di sentinella non lo posso abbandonare, hai capito? Oh, se ne è giù, a sta fama. Chi va là? Ardala! Deficiente, ma non lo dire che sono io. Ah, Luigi, sei tu? Sono io. Sta sagliando una femmina. Se non mi sbagli, è innamorata di Gennaro. Vedi se è essa. Aspetta un momento, fammi guardare. Sì, è proprio essa, è essa. E allora va a guardare attorno alla rotta addosso a Gennaro, mentre parlano poco con essa. Subito va. Buongiorno, Maria. Ma che femmina affezionata che sì. A fa chilometri e chilometri per arrivare fino a Cangoppa a sta montagna per venire a trovare il caro amante. Ma che ne spiri? Se io sai che ai braccati hanno un momento nato può essere arrestata e può pagare l'omicidio di tuo patrigno. Che ci spera. Ma io voglio bene. Issa è tutta vita mia. Eppure se l'arrestano, la aspettare sempre, fino a quando esce a galera. E questo ne può essere sicuro. Ma su meritassi. E perché non se l'avesse a meritare? A me non mi ha fatto niente. Te credi tu? Ma poi in sostanza sul fatto che non mi appartiene, che me ne importa a me, ma che parla a fa? Ah no, mi ha parlato. Se è ritto peccato voglio sapere pure peccatore. Io ho già avuto sempre un'ammirazione per te. E me ne sono innamorato dopo il primo giorno che ti ho visto, e tu lo sai. Però hai sempre preferito a essa e non a me. Si sapesse quando mi fa male sapendo che mentre tu stai a casa di notte pregando un santo e schiuando la faccia o muro, quel pregheretoio, quel lacrimatoio che tu salvassi, essa se ne sta interrotto in dolce compagnia. Non ne ho vero, che stai una calunnia. Vabbè, si la pensa così. E chi sa rie sta femmina che venate nei compagnie? Ah, ne potrò fattore che sta basciava là. E a che belli pranzetti saporiti che la saglia. E poi... E poche cose. Gesù, e ci può tanto a capire. La notte porta consiglio. Ma se io vero quello che stai dicendo, la cita. Perché tutto bene, tutto l'amore sta per diventare odio. Odio mortale. È vero, Maria. E per certi uomini non ci vogliono le lacrime. Ma ci vuole che sta pistola, per la fa papà tutto il male che t'ha fatto. Sì, dammela. Che stessa muova che rinda grotta e la cita. Nella grotta. Maria, che fai a quest'ora a Cangoppa? Io non voglio assolutamente che tu lasci sola a mamma a casa. Io saccio perché tu non vuoi che sagli fino a Cangoppa. Perché ci sta chi ti porta i pranzetti saporite, chi ti mantiene in dolce compagnia. Infame, buciarda, questa bocca di zucchero mi saputo incatenare. Io male che mi hai fatto, ma me li ha papà, perché mi t'accino prima a te e poi essa. E niente meno di un coraggio che c'ha la pistola. Allora se si convince di tutto quello che t'hanno detto, sai che ti dico, spara. Spara che io non tengo paura. Però prima che muoro ti giuro un po' bene che voglio che la mamma mia, che questa è una calunnia che t'hanno venuto a raccontare. Mamma mia, meno male che hai il caricatore. Ma io credo a te, amore mio. Gennari. Maria. Si te tegno l'uno e l'altro. Ecco che sta pistola che non ha voluto sparare, io va a scirare a tutti e due. E prima che vengono arrestati, trovarono già morto, perché io ce l'ho diritto maresciallo che stiva qua. E spara. A chi aspetta, carogna? E tazzino, mannaggia, sei inciappata la pistola. Ah, sì? E mo sei tu che morì. Carogna. Arrenditi, Gennaro Cuocolo! Ormai sei circondato! No, non m'arrendo. Maria, scappa a quella parte. Mamma santa che dolore, meno sangue sta che stavolta so perduto, ma non l'ha già fa sapere. Gennaro Cuocolo, arrenditi, non hai via di scampo. Solamente a questo patto io m'arrendo se volete. Si chiamata mamma mia e la compagna de Non sparare, Cuocolo! Sta entrando tua madre! con
già aspettato sto momento, poteva sa che sti capelli bianchi, non t'avvolisi e sto sporcando i santi, che st'ultimo dolore da a da lascia sto figlio malamente, per un viaggio senza più ritorno, prega per me che forse dietro cielo, se prega tu mi sape perdonare, dammelo reddomo va, se strignami in capo cuore, e scarfami sto cielo, che sento che con me. Perdono sto figlio delinquente, che a sto momento è come una creatura. La fa paura tutto questo scuro, perché sta vita mia me lascia già, zerrami l'occhio e fammi sto valore, dillo a sta gente che mi aspetta poco, che pure se si voglia accontentare, che sto bugiasco si fa catturare, che sto bugiasco si fa catturare. Salvatore Capuano, prendere come tua legittima sposa la qui presente Santa Esposito? Sì, e voglio. Vuoi tu, Santa Esposito, prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Salvatore Capuano? Sì, e voglio. Nel nome di Santa Romana Chiesa vi dichiaro marito e moglie. E viva gli sposi! Sii felice, Santa. E c'è bisogno che mi domanda. Fino a ieri chi era? Una povera truatella che stava chiusa in un convento, senza un conforto, senza genitore. Oggi invece tengono a casa, tengono un uomo, tengono un sposo. E per tanta devozione, per tanta riconoscenza, io ti sarò fedele per tutta la vita. Ma quale devozione, caro mio? Quale riconoscenza? Io voglio solo che tu mi voglia bene come io ti voglio bene, e per tutta la vita. E sono sicuro che nessuna coppia di sposi proverà la stessa felicità che proviamo noi. Perché io pure sono cresciuto senza genitore come te. Tu tieni solo a me e io tengo solo a te. E mo Iamma, salutiamo a tutti quanti e partiamo per questo viaggio in nozze che sarà un ricordo più bello della vita nostra. 15 giorni dopo. Rusine, hai visto? I sposi già sono tornati da viaggio in nozze. Vattene, non mi ricordare. Ma ve ne sta a sfottere fino ad in convento. L'aveva saputo che non sfasulata. Non magna, che a me mi sa fare la piatta potrà mangiare. Mamma muoveva là dentro. Giurai pure vicino a madre superiore. Dicette, madre, vi giuro che non le mancherà niente. Ne farò di lei una donna felice. Invece, Salvatore è stato non apposta. A Santa se l'ha sposata. E tutte le promesse che ha fatto l'ha mantenuta. Hanno fatto che lo viaggio in nozze, che lo matrimonio. Tengono che la bella casa. Mi facete ma fiarella. E poi mi portate a dormire in dove c'è mamma da doccia puzza e c'è feta. E a me che vuoi, mo? Io posso tenere. Oh, fui licenziata. E se non trovate a faticare, che fatica tu? Anzi, mo si vuoi fare una cosa buona. Dammi una ricca 500 lire che mi sto puzzando di fumare. Muore, perché da sto momento in poi non hai più una lira a me. E se non piraro ti hai a buscare campate, non ti ronco manco più a mangiare. Tanti mi arrangi coppa da signore e tu ti arrangi per fattere i tuoi. Sei proprio una femmina ingrata. Tiene proprio a cuore che pila la coppa. Eppure sei cresciuto in tuo convento, a tu si predica la bontà, la carità. E come può tenere coraggio e non me la più a mangiare?
Perché sulla così vedi quello che ti ha mettere a fare. Aini, le ricottavo quello a me non lo fai. Non lo fai. Non lo co. Magre, facete sempre cane e gatto tutte e due. Santa, ma tu vedi se è possibile che una femmina dà a mangiare marito, la dà a fumare, la dà a servire come prova dall'altare, troppo che io mi spello in mano a chiaffa cameriere in coppa ad una signora. Nicoli, mi meraviglia te. Ma che già fa, Santa? Oggi tu le ha da tutte le porte e non riesci a trovare un posto. Pozzi mai a rubare, dici tu. Va a ruba, e spera di che ti arrestano. Sulla così te levano anzi piede e non ti vedi più. Faccio pazienza, Santa, Se è fatta tardi, la signora mi aspetta. Ci avarim. Ma senta, vieni a casa. Taggerite vatten. Vatten! Mannaggia miseria, mannaggia. Signora Santa, sono passata per casa e non v'ho trovata. Ah sì, difatti ero scesa. E che voleva? Come che voleva? Mi era venuta a pigliare persone, no? Mio marito non ve l'ha dato ancora? No, ma io posso aspettare. Santa, per voi faccio ria qualunque cosa. Va tenesse pure per senza niente in da casa mia. E che c'entra? O persone ve la darà. Mo che viene stasera, ci dica che vi faccio portare. No, non lo facete disturbare. Passi domani mattina per casa vostra e mi venga a pigliare. Quando mio marito non ci sta e non riceve a nessuno. Ma con Marichino non ti posso cogliere in nessuna maniera. È tanto tempo che ti venga appresso che ha speranza di te vedere e ti parlare e mi inebriare in da che sti braccia tu hai valutato. Tu a essere la mia Santa, costa quella che costa, ma a essere la mia. Lassama, a me niente. Non ti permettere mai più nemmeno guarda. No, io non ragiono più, io so pazzo di te. Io non ragiono più, capisci? E se non sarai la mia, non sarai manco più dissa, perché io t'accire prima a te e poi... E accirami, meglio morte che essere posta tutta te. Mi fai schifo, mi fai ribrezza. Lassama, a me niente. Santa! Ah, e a così stanno i fatti. Solo perché di Nirenara ti credi da accattare l'onore una povera figliuola. E invece rai sa voce leva di rebbe, ti sbruffu. E quando non tiene la forza di papà manco dopo sono, lasciami a casa che mi serve. Io sono giù e sono venuto e non t'ho mai trovato. Ti, miserabile. A me miserabile. Io t'ho già l'uovo zio che mi mannaccia la vita tua. Attenti, salva tua bulletta! Proprietale quale a me, tu un'arancia e bene sposa, fin da chiesa di Maria, che sta santa fuglia da mia, fuglia felice come che. Sta santa e va presso e tanta bisogna io la frontaia sta specie delinquente cammina a chiamare madre non con te dice da voi di fronte a sta niente e mano a mano mi poteva stare e l'onore che la santa io volete vendicare.
stelle, dici da voi è differente, sta niente, quel mano a mano mi poteva stare, è l'onore che la santa, io volette me. Vedete che idea geniale hanno tenuto i signori capi della mafia a mi mannasti ristrunze vestuto a monaci per mi far portare la droga in da 2 pagnotti di pane. Ma voi lo sapevate che io non volevo trafficare più. E la droga non ve l'aveva pigliata. Ma chi l'hanno detto che noi non lo portavamo? Ci facevano a piezza e poi ci guagliavano l'indocciamento. E vi faceva fare piezza a piezza. Ma la droga non l'aveva a ricevere. Perciò pigliate questi pagnotti e portate a cena una volta. Carmine, falla perché tiene un baravizzo. Non voglio sentire ragione. Se non stesse noi, vi faccia a piezza tutti e due. No, non spara. Non spara, Carmine. Ci portiamo i pagnotti, ci portiamo. Sti ristrunze. Qualche ora dopo. Don Pasquale Bella, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Ma già avuto scomoda io a venire fino a capo di dicere che tu bella e buona, non può abbandonare i posti di fatica senza che nessuno ti faccia niente. Don Pasquale, io tengo stima e rispetto per voi, ma io che lo mestiere non lo voglio fare più. Voglio, bara che io ti aspetto rimane all'ufficio il 9 preciso. E se non viene, ti mando a pigliare per orecchio. Uno solo è stato l'uomo capace di mi pigliare per orecchio a me. E che sto me stato abbonando papà mio. Io facevo quando io non volevo a scuola. E nessuno di da banda vostra, né voi è stato all'altezza di mi pigliare per orecchio a me. Ah, se ma non mi dite. Abbascia sta macchina che ci aspetta. Ti voglio imparare un po' che crianze. Non capara la mafia, non caccia la pistola di da casinata. E solo potrà una lezione. E se non fai che la catarichia, anche la tua bella signora, a guagliamma rinda un pareggiamento e a facimmi a fare un sonno eterno funo. E a cammino. Don Pasquale. Brava, grazie. Io che stavo aspettando. Un attimo di distrazione sta carogna. Ma l'eccisa! E se non lascerei, faccerei vista a me. Carmine, è belle mamma tua, ma che hai fatto? Poi mano, io orna abbonanimi papà ricette, meglio che l'era con Camposanto. E io l'ho già accisa per non morire. Io mi pago a costituire. Ti raccomando a Graziella. State buona, mamma, state buona, amore mio. Da una cella del carcere. Ma perché mi hanno trasferito a cella 17? Superiore, io non voglio staccare, portatemi una volta a celle prima. Io non posso farti niente. Questo è l'ordine che ho ricevuto. Ma almeno facetemi parlare con prevete, con cappellano. Va bene, te lo manderò. Madonna, e com'è brutta, com'è triste questa cella. Entrate qua. Cammine, nuovi clienti ci sono. Voglio guardate chi ci sta. Ma che volete a me? Chi va mannato qua dentro? A mafia. A mafia? Sì, a mafia. E che te credevo che tu accerendo capi tutta l'organizzazione da passava liscio, La mafia è potente, tanta potente che comanda pure dentro carcere. E noi stiamo a capo a vendicare a Pasquale del Genere. Già, chiama bene. Non mi dite ancora un coppia spine. A chi aspettate a macire? Vigliacca, assassino! Conducetemi dal detenuto Carmine Ruotolo alla cella 17. Vuole confessarsi. Padre, sento che mi voglio uccidere, è prima morire. Ma cosa dici, figliuolo? Qui nessuno ti farà del male. Senta attorno fredda da morte, ma che la mafia non te
tiene pietà. Piaccerette nu pezze nu vante, e perché ste se no vendicate. Non so saggia, non sono contente, che una santa pamata per me. A quagliaino d'indocciamente, solamente per dicere no. E chiama bella, non mi tenete ancora un po' per spine. Agita la pistola, il temo pastino. Già saccio che mi aspetta, c'è la 17, stanotte si parrà. Non fa metà, serrato conto. Si acciava ma non fate complimenti, ma non mi pente. Si acciava ma da vita non mi niente. Già son che rassegnata che già va la qua vita, facile d'ambressa c'è la 17, m'hanno afferrato e niente posso fare. Una lametta m'hanno tagliato e bene a tradimento. E per la vita, goccia per goccia, posso niente, a mafia non perdoni, a cella 17, nessuno parlerà. Però merità. Chi è? Sono chiamata le Arab. Ma si può sapere come l'ho fatto le nascuse? Si può sapere da qua per tu delle mizze? Indo per tu sei sorda. Già, i poi era così fesso che la nascondeva a casa. A così si veniva la polizia, o trovava e soppigliava. Ma io non tengo una lira. Tengo canzone quei pezzi a rete. Mi trasoppiate per tutte parti, ovvio no? E così hai. Ah, perché si devono tutte eleganti, vanno in sospetto e ti portano a poggi poggio. Ma allora che sto aiutando a roba a fa? Se non mi posso fare un vestito, se non mi posso fare una mangiata. A mangiarci sto tempo. Quando sei scrutato fatta e voglio mangiare. Ma tu sei pazzo. In a poco e poi schiaffi faccio andare a fare polizia. Vabbè, a nucciagnere. E mo prima si rosaria mi sa fare fasullo, ti faccio una zuppatella. Ma come, con tanto denaro che tengo mangiare la zuppa e fasullo? I soldi mi date pelle e ossa. E così, sta pelle e ossa. Perché se ne accorgono che si ingrassate, dicono, oi, o Mario Leis, con tutte le denaro che si è rubato, chissà che mangiate ci starà facendo. Forse hai ragione. Fammi mettere sotto braccio, che non mi è allerta. Non fa niente, va. Ma raggia che la zuppatella e fasullo. Già, e non da muscia però, non dostate. Una parola.
Chi è? Son io, Luigino Zombafos. O marito vostro sta dove sta? È sceso, però potete dicere a me. I sacci vita e miracoli, mio marito. No, ha già parlato con isso. Vi prego, qualunque cosa. Pure se si tratti di una sommerenara. Io sto capo per sentire. Vedete, io procurai un lavoro a vostro marito e non se ne facetta niente perché invece ci mannai a quelli due fessacchiotti che te ne ha preso. Issa che la notte se ne stette beatamente rindolietta a si scarfa vicino a voi. Hai perdette una bella franca di Mariù. E con ciò? Stanotte invece ci aiuto. È stata buttata a termine un lavoro in una cinquantina di Mariù. E io sto qua per essere risarciti di tutti i danni subiti nel precedente lavoro. E siete sicuro che il lavoro stanotte la fattissa? Sì. C'è sentito pure voi? No. E allora come facete a dire che è statissa? Perché era un lavoro che Solisse poteva portare a termine. C'è stava un sistema d'allarme per tutta la villa che Solisse poteva trasì. E invece vi che non è statissa a commettere furto. Perché pure stanotte ha dormito tra le mie braccia. Ah sì? Pure voi vi ostinate a dire che non è statissa a commettere furto. Allora mo scendo, va a fare una telefonata. E da stanotte in poi non se ne starà più a dormire beatamente tra le vostre braccia. O faccio dormire in compagnia e pimmici e puceriale. Che una pimmici ci stessi tu. E mo esce a sta casa. Prima che viene Salvatore e ti scamazzo con meno serpe velenusa. Esce fuori a sta casa. Esce miserabile a me niente. E vabbè, ce l'hai voluto tu. Mamma, che divertimento rindallete là. E avete maruzzelle per come siete divertiti. Mamma, ma che tu stai chiamando? No, non è niente. Però ci stanno novità. Papà, ma che sto aiutarci tu a mamma chiamare? Rosa, ma forse mamma non sta buona. No, Salvatore. È stato che Luigino Zombafos. Ha saputo furto stanotte e gli trovato una camorra. Ma perché è sicuro che sono stato io? Ha detto che con tutti i sistemi d'allarme solo tu potevi portare a termine il lavoro. Io l'ho messa a porta, l'ho cacciata e io sta detto che scendeva e gli va a fare una telefonata. E mo che succede? Che succede? Succede che c'è veramente faceva la telefonata alla polizia per quando esiste Dio scippo con la pietta. Mamma, papà no. Chi è? Sono io, il brigadiere De Martino. Brigadiere Bell, a che debbo il piacere di questa vostra visita? Chiamami in un momento con me, Salvatore. E che tenga a spartere con voi, brigadiere? Che brutto ambiente ho posto. Prima mangiate in due stesse piatte e poi pugnalate in spalle. Abbiamo avuto una telefonata, Salvatore. E mo chiamami con me. No, brigadiere. Va prego. E manetta no. Come volete voi, ma veste scendo. Senza manette, per carità. Ci stanno i piccerilli a mamma annanzi e sta figura non ne voglia fa. Marione e portano quello che sto marecchianino. Ora si son ganata pagalera. Non vedo permesso in da casa mia e mettermi in manetta scende dalla sta porta che mamma mi sta scendo brigadiere. Sono Mariola, sì, ma lui c'è loro. Sono con Dio, sì, io sono occupata. E buia che siete pure padre figlio, ma per mattita che mamma natta. Sono permesso in da casa mia e mettermi in manetta scendo la
sta porta, che mamma mi sta scendo per